Senti, la fine. Ma ve ne parla di oggi. Cade troppo sciana, va. Non ti che una cipiata. Mamma, uvo sapini. Condemi. Uvo sapini veramente. Sono innamorata. Innamoratissima. Davide, ma che ci sono così belli? Solo che c'è qualche piccolo problemuccio. Oh, non ti preoccupare. I problemi non mancheranno mai. Ma che fa? Possibile, non lo sapi. E come su sapi tutto di mia. Di forma e tingia. Come tingia? Che sai che tingia? Mamma, massimo è arricchito da babbo, ma in compenso è pieno di tanti pregi. E che sono questi pregi malatini? Mamma, i pregi sono così buoni che è arricchito da babbo. No, ci puoi assai la lingua? Poco! I primi giorni ci faceva caso, ma ora faccio solo che sono innamorata e non ci faccio più caso. Però, ave misi, che ha costato di dirlo papà, ma è tutti così vincia. Tu sei da mie parti, vero? Ma certo, non ti preoccupare. E poi l'amore c'è tutti i difetti. Mamma, ma papà ci fa caso a sti cosi però. Oh, che pare che sei un marito. E poi vecchi un chilo di difetti. Vero? Ti posso fare magari le lingue? Ah, dici, puttane tutte e due. Piluso che pare una scimmia. E chino di neve, arredo che tu non ti puoi immaginare proprio. Ma chi sono difetti ammucciati però, non si dicono. Non ti preoccupare, ora quando viene tuo padre ci cominciamo a dire perché è magari giusto. Ma piano piano, perché se non un collasso ci dico. Ma non mi dico che cosa, di un nessuno, come si chiama? Abitano a Carderno e si chiamano Verona di della Fratricio. Scassamento. Scusa Lavinia, ma scasso non per davvero? Mamma, non è che gli cognomi non ci sono tanto più belli. Io ho Lavinia con l'uccello e tu Assunta Pomodoro chi con l'uccello. Anche se Vito mi chiama pure Pomodorina. Hai ragione, ma oggi questo cognome facciamo ridere magari colle. Comunque, tuo padre che Dio ha desiderato sempre il massimo. Infatti Massimo si chiama. Buongiorno, signora Maricchia. Disturbo mi su se vende mai. No, lei che disturba mai. Immagini, non si può camminare più pesciata. Uno ricchi cammina, ricchi si trova sotto una macchina e non ci vuole niente. Senti Lavinia, meglio non esce tanto assai da casa perché ci sono tanti pazzi in giro. E poi uno magari cammina, casca, si rompe una gamba, suo porto ospedale, ma pensi di operarci chi da asciugata, ci operano che tra buono. Ma quante cose che succede e quante cose che si sentono dire. Ma poi se si deve passare in attonio, è sicuro malaugurio che porta. Ci posso pensare. Mio marito dice che caingia, visto in attonio, manco 10 minuti, ci vende nel fatto. Faccio all'ospedale e morire. E buono, signora Maricchia non ci pensasse. Mamma, a momenti è vero papà. Giusto Luca, ma pensare certe cose. Sul disturbo mi so se me ne vai. No, lei mai disturba. Solo che se venisse più tardi mi chiama a nescere. Ma io ancora così posso dire, vuol dire una a chi raccattare una cosa, passa qualche disgraziato e te vende tutto come un motorino. Lavinia, non lo cattare mai un motorino, che prima o poi si muore. Usaccio. Va bene, ma ora me ne vai. Ma io tanti degno l'occhio, una sa scandare sempre. Arrivederci. Arrivederci. Ma come potevo sopportare a chissà che avere appunto ogni momento lastimi? Quelli che ci mise la gente della Maraguro non ha già sbagliato per niente. È mischina, ma sono restato sola senza tenuto. Che mischina. Speriamo che mi debba stare lontano da questo paese, per tanti motivi. Chi c'è? Che sai? Quali sono questi motivi? Papà, Quali sono questi motivi? quali sono questi motivi? Ma signora Maricchia Musso! Per favore, non mi continuare, non solo che quando viene me ne rompo un musso, io magari la zucca. Oh!
cammini, quando parcheggi, ma dico io quando vedi, la pompiare subito fuori, no? Ma mischina! Sì, mischina, quando vedi Ina me lo sembra carina, la signora Musso Maricchia, quando vieni a tutti sti nicchia, la signora Maricchia Musso, quando vieni mi fa diventare il giallo e il rosso. Ai ai. Senti, papà, da vista a parlare. Sandrina, da vista a parlare. Tutte e due? No, sono io, papà. Sono io. Tu mi hai voluto sempre bene. Sempre l'ha voluto bene a tuo figlio. Ed è giusto che tra padre e figlia ci sia un rapporto aperto. Aperto. Sandrina, apri. Ma perché è stato chiuso un fenomeno? Papà, senti. Sentila. Oh! Ti dico tutto. Ora mi dici tutto. Sei mazzura che da parlare, non dritto lì! Tu stai venendo magari un pappaiato! Papà, ora parlo. Senti, ora parla. State muti! Allora, Lavinia, dimmi, che cosa mi devi dire? Perché è giusto che un padre deve ascoltare la propria figlia, venendola incontro in tutti i modi. Che c'è avanti, papà? Papà, Eh? sono innamorata. Tu sei triste, tu sei Io meno male che era un morisse rosso rosso. Sei contento? Certo che sono contento. Queste sono cose belle, va? Dimmi una cosa. Questo gran fortunato Si chiama Massimo. e io Massimo Camino, giustamente. È un ragazzo magnifico con tanti pregi. Vedi che i pregi non sono malati, sono una positiva. Ma chi è che mi spieghi? Mi pare che non sappia. Meno male che morissi. Lavinia, essere pregiato oggigiorno non è di tutti. Però, va, è giusto che qualche difettuccio ce l'avesse, perché non è che guasta. Così, vai. Senti, un piccolo difettuccio all'alcol. Qual è questo difetto? È un po'... Boh, un po'... boh. un po' balbuziente. Ah, balbuzieri. Che significa in italiano? Papà, Massimo è un po' babbo, babbo. Babbo? Babbo. E che ci viene da parlare se non è mica? Ma con tante persone che ti parlano, dove piglia uno babbo? Oh, Sandrino, quando ci nega non parla uno proprio? Io non mi sento di fare trasferire in casa mia a uno difettoso. Papà, ma c'è sei già vita. Sì, ma prima che già sei andato a vita, già sei andato a casa. Sandrino, non pare l'esagerato. Oh, cari, qua ci invinci. Sì, ma così a mia figlia tinci. Come si chiama suo padre? Stefano. Stefano come? Stefano... Scassamento. Scassamente. Ma proprio come per scassare chi? Suo padre come si chiama? Rosa. È Rosa bello, è Rosa come abbonare ma mia madre. Rosa come? Rosa. Buffa. Buffa in scassamento. Mi stanno girando tutti? Sandrino, ma che fai? Disputarsi i nostri cognomi? Zittiti tu. Lavinia, tu non picchia uno difettoso. Sparti questi cognomi che fanno ridere tutte parti. Tu non picchi. Buffa e scassamento. Fuori da quando ti chiama poi. La
truffa in scassamento. Ma oggi ve lo immaginate mentre che questi sono all'altare? Lavinia con l'uccello in scassamento. Che cosa? Che poi? Ma se non stamattina che sta succedere qualche cosa. Quando tempo ci fa perdere i cristiani per la ciccia? Pericolo! Pepe! I miei occhi non vedono niente e le ricchi non sentono niente. I tuoi occhi non virano, ma i miei occhi virano e gli orecchi sentono. Tale che cosa mi fa volare, voce bianca, è romantico. Ma che da poco mi resiste all'ultimo parò. Buongiorno Sandrino! Buongiorno, signora Mariglia. Dicevo buongiorno più abitudine, ma ci sono certi giornate che sono peggiori quando ci sono temporali, terremoti, uragani. Uragano, poi c'è la copra, il secolo. Niente, figlietto mucchiere. Da bagna sono, o bagno. E che ci vanno a dire a lui? Come fai solo in altro bagno? E quante volte ci vanno tutti noi un bagno, ce ne volessero 8 al bagno, non un 8. Senti, ma disturbo, se disturbo mi so se me ne vado. Ma voi non disturbate mai? Sandrino, certe volte uno fa tanti sacrifici, una casa, una macchina, qualche lira di parte, ma poi arriva un terremoto e perde tutte cose. Quando sacrifici hai fatto famiglia, vero? Mio marito diceva sempre, salva per l'indomani, salva per i cani. Signora Maricchia, io e Annesci che ce la parla che faccio un palazzo. Annesci. Va bene, io me ne so qua, aspetta, tua moglie a tua figlia. Per la stessa storia da pace buona, che c'è la diarrea. Sì, meno male che ci facesse il doppio servizio, ecco come facevano. Signora Maricchia, ci stai riuscendo, non scese con me a lei. Senti, mi raccomando quando ne esci, stai attento, quando cammini, non mi possesso. Senti, vedi che l'altra volta, vicino a chiesa, in autobus, il vestito con Peppino e Ammarò, a morire, invece si rompeva il costo. Che pure. L'occhio ci sa dato e magari una yamma ci tagliava. Sempre lei detto io, avere parenti difettosi è una fortuna, una fortuna. Ammonente, ammonente. Insomma, detto come sta, no, ora noi ci telefoniamo prima, o pesamo e pesiamo tutte cose. Sì. Allora, 7, 6, 9, 22, 16. Pronto? Padre Milazzo? Sì, sono la signora Paduccello. Ci volevo dire una cosa. Mio marito sta venendo di lei e ci domandare sicuramente qualche consiglio. Nostra figlia la figlia, piange e si dispera e si tiene capiti, piange e si dispera. Ci piace un picciotto, ma è una cosa di niente, un pochino babbo. Ma sta cosa a mio marito ci impingio. E tu sai come, vedi che è buono, è razzolato, proprio come fa caccaruno. Comunque, lei ci mettesse qualche buona parola, perché le sue parole colpiscono sempre il cuore di tutti, specialmente il cuore di mio marito. Ci passa un secondo a mia figlia, sì. Esagera. Pronto? Padre Milazzo, sì!
mi pare che c'è un problema, grande quando mai. Perché se risolvevo questo, a poi ce n'è un altro. Come un altro? Un altro. Peggio ancora, ma... Lavinia, che sei incinta forse? Ah, poi incinta, forse avessi stato meglio. Senti, non dirà così perché ora mi sentivo però. Mamma, del nonno, cieco di notte, ci manca un braccio e nell'altro braccio, c'è io. Ma non potevi dire prima però. Mamma, è troppo simpatico però. Sì, simpaticissimo. Senti, non ci diciamo niente fuori a tuo padre perché sa lunga si confonde proprio. Mamma, Che c'è? immagini tuo pace di Massimo. Ah, ma mamma, Ancora? immagini Massimo. È sciangata. Non è sciangato, non c'è, cucino lì, sei rubato. Ma papà che non la consentirà mai. Sì, anche a cosa che mi fu. Senti, non dirà così che se potemi vedere meglio Allora aiutami tu. Senti, non ci diciamo niente fuori a tua pace. Se ti so che tuo nonno si confonde, Pito oggi ne funne completo. Mamma, non ti puoi immaginare, ti conosco una famiglia di simpaticoni. Sì, ma sono magari tutti difettosi però. Ah, un canica, una Magari un cane, giusto ci voleva che è. Buono. Ma quale buono, ci manca la ricca. Si chiama difetto. Meglio una famiglia piena di difetti intoleranti che una senza difetti e senza cori. Massimo mi darà il massimo, ne sono sicura. Dice che mi vede semplice, dolcissima, bellissima, purissima. Perché vedo qua benissimo. Anche io lo vedo così. Vabbè la vita, minchia ancora a vedere tra questi innamorati. Avanti, faremo di tutto per portare avanti questo amore. Così dolce, purissimo, bellissimo. Sì, grazie mamma, quando una è innamorata non vedi più niente. Quante cose non vedeva aiuto tuo padre, sì, tu mi conti. Comunque, senti, siamo a fare cose di furbizia, cerchiamo di organizzare, vedere. Tuo padre sta bene, non ci dire niente. Vladimir, Sì, papà? ma una cosa. Sto Massimo, pabbia sai? Pizzaretta! Sì, ma quando parla ci pinge assai la lingua. Oh, E Pizzaretta! invece non rispondere magari tu. Papà, è troppo simpatico! Sono una famiglia di simpaticoni! Sì, sì. Oh, voglio conoscere subito. Certo, basta la telefonata. Si pigliano di permesso per chi ci avvacchia come ragioniere in una ditta di pulizie. Grande esperto di computer, sapi scrivere poesie, sapi cucinare, sapi stirare, ma soprattutto sapi amare. Tu di queste cose non ne sai fare, ma la linea è brava, mettono sotto a lavare e a stirare. Così si fa. Quando tu dici sapi amare, che cosa intendi? Papà, sapi amare e so come volere bene. Ah, papà. Avanza, va. Telefono. Oh, no, pare che sta parita, zitta. Pronto? Pecorino mio? Pecorino. Ma chi è fumaggio? Ma io la fumaggia, ma pecorina. Vieni, ti aspetto, vieni con nonno. Ciao pomodorino. Perciò io mi chiamo Pomodoro e tu Pomodorina mai mi hai chiamato. Sì, a questo faccio mangiare. Mamma, papà, stanno arrivando. Vede come nonno, il messaggio di me non ho già ora però. Meglio un'altra volta, se non che tutte assieme mi confondendo.
mio marito e magari mi la Chissà, quando vedo mi fa venire a mangiare ciume, ma non Che pensassi, sì, non mi sta bene a soffre. Ecco perché dobbiamo cercare di vivere come meglio possiamo. Ama, e tu camora? Ma tanti che, senta Assunta, a bombo la sera chiudete, mi raccomando, perché ora dopo tanti sacrifici che si fanno a casa, scoppia la bombola, fino a me casa arrivassi. E io vorrei così, perciò mi raccomando, non vi ascoltate mai. No. si preoccupa, Ida, si preoccupa. Oh. Noi ci giochiamo sul teatro, ma guarda che viene Ida che mi sta di tirare allegria. Signora Maricchia, l'accompagna a casa così si riposa? Però responsabilità non ne voglio, se avesse succedere qualche disgrazia. Che succede? Niente. Che tutte cose mie mi capitano. I pomodorini, i pecorini, i lasciamusi. Suo marito moriva del frescao, ma non non la so. Purtroppo restavo sola e la posso portare fino a che muori. Fino che muori, di sicuro che non moriamo prima io. O con qualche bombola casco, o sotto qualche terremoto, o sotto qualche macchina. Che disgraziate che siamo! Mamma, ma stanno arrivando, sono cari! Sandino, ti raccomando, sta sentendo stanno arrivando. Non ci fare capire che papì è tu Caruso. Noi da ste cose siamo superiori, Siamo superiori, ma tu pare che è facile! Un pappiare è una cosa seria! Questo è per te. Ma chi è? Dopo, pure dopo. Dopo papà. Guarda. Però no, ma che mi chiede mai? Accompagnate! Che belle famiglie! Fate scusare, ma ne chiedo un bagno. Però sto non funzionando. Nonno, prego, aspetta, stai calmo! Ci posso Là, è stato sulla sinistra. E forse è meglio che l'accompagnasse. Ma in caso qui c'è un manca l'occhio, sì. Però con l'altro occhio ci vedo buono. Certo, questa mano che mezza moria. Però mi vede buono a tenere un mio. Va benissimo. Usatelo, avestu. Difetto. Ito. Più.
via, ma sono assai gemolino. Massimo, benvenuto in casa nostra. In casa con l'uccello. Non vedevo l'ora di conoscervi. Siete davvero una bella famiglia! Con l'uccello! Ma che vuoi, siete una bella famiglia! Ma che siamo contenti! Bella, poco d'origine. Anche tu, Massimo. Ma ragazzi, tecnica! Pecorino mio! Compare! Appena che non ci stanno in bicchiere per ora, tanto mandato male il formaggio! Ciao pecorina ci sono io, poi facciamo un po' formaggio però! Chi vende amariglia! Non! La pigliasta, pipinnola. Alla via scusato! Ma da scusare, sono andato più sta pinnola. Ma vengo mi chiazza male! E poi la capitale che mi picchia tutta maravillosa dopo! Ma senza acqua sa picchia. Ah, quale acqua? Capo ma a fuoco! Massimo! Sì, papà, ti pare a caire più, papà, Ma io non sapevo niente! La vita non chiamava a fare tu cosa, mi resta solo non ci fare caso, ma poi io sono un tipo a queste cose non ci vanno! Durito mi stanno giustificando! Signor Felice, scusate, ma che ci succede con quest'occhio? Oh, ma chi è questa interessa? Fatelo dire! Ma che ti interessa via? Compare, non si preoccuparsi, anzi, ma questo è venuto se non abbiamo il suo manca domandata. Nasci in questa maniera di nascere. E purtroppo c'hai questo difetto e mi adesso un bottone. Che bella famiglia! Comunque, se ci avete oggi domande, facete mille, perché io quando diventa a rispondere! Che bella famiglia! Che ti fare meraviglia! la linea ti tieni, questo è Pepe per te. Che bello! Me lo porterò ovunque! In piscina, in cucina, in bagno! Sì, in bagno, ti chiama sto Signor Felice! Lo vuole un pochino di caffè? Ma faccio! Ma guarda che spieggio e che poi mi scommuovo lo stomaco e questa mano tempo che mi I tuoi sanno tutto lo zitaccio! Ma dai, ma parla pulito! Questo amore! Cici,
la mia pecorina è stata raccolta. Pecorina mia, pecorina mia. Ma scherziamo, ma che non puoi picchiare. Ora con queste provoline, provomoli e pomodori, a voglia di rattucciare. Che bella famiglia. E ancora, dato che stai pesiti a medulla, appena vedete. Ora Pipì siamo di retardo. Gazzetta, sicuramente è stato retardo. Quando ci stanno per cercare una parola giusta. Signor Felice, mi scusate per la domanda dell'occhio, ma lo sapevo che fu di nascita. La mia figlia, nella famiglia, tutto da nascita fu un difetto, cara mia. Pur abbonarmi alla mia moglie senza farla apposta. Fittusa. È fittusa la nascita. Però piccolo problemucci, piccoli, invisibili, io non le vedevo. Aveva, però, i difetti erano ricchi, vero un quaccino. Però io non lo vedevo. Aveva un braccio destro più lungo di quello sinistro e aveva il nasaelle che amaro io me ne spiace magari che mossi perché se non che cucumbari è stata così. Ciao. Provolino. Ciao, provolone. Sì, sta giornata con me. Arrivederci. Arrivederci. Tieni conto di Santino. Cattifitti. Amore e pazzia. Spesso vanno in compagnia. Che bella famiglia. Che bella famiglia. Che bella famiglia. Perché la persistenente che non hanno era fattoso magari? Ma io neanche sapevo, metti la madre non ti feci caso. Ma Pecerina non ci fece caso. Non ci fece caso! C'aveva il braccio che ci mancava! L'altro con tremolio! Non più che pareva capitare un genetto! E meno male che si picchiava la pinnola! A noi che ne picchiava tutta per la braccia dopo! E meno male che sa mucchiere morivo! Oh! Bene compaggiorita! La mano sinistra è più lunga di chitarressa! Naso a pompanielli! A un niega ti sta volare! Papà, ma mi dici che Massimo è un picciotto buono e quando si nota che ha palpetta? Non si nota. Sonota! E come si sonota? Papà, i medici dicono che a tempo non ci scompare. Oh. Che succede, Menna? Sono stamattina vi sta scoppiare una bomba e chi tu sei andato tu la prima retira? Quanto tempo c'è stato per te pericolo? Peperin, co, lo, e tu scappa e tu crepi. Papà, scoppiassi la bomba e amorissimo subito tutti pari. Quante volte non dice la signora Maricchia? Ti prego, papi, non rovinare la mia felicità. Oh. Prima non volia. Ma poi facciamo l'azzimo se c'è breve. Gli avverenno le situazioni, gli avverenno casetti troppo provolini e provoloni. Pedugno. Pidugno?
Vedugno. Vidugno? La mia approvazione. Santino bravo! Vorresti capire che si vicina in sito. Ma buon'anima di mia madre, vicina! Qualche oggi a fessaria. Ogni brutto avuto talento. Abbonanima di mia madre invece dicia un brutto che uso difetto perché te lo ripeto, un bello che uso talento fallo fuori che se lo vedi. Ma meglio felici chi difetti che infelici senza difetti. Oh, vedi? Papà, ma dimmi una cosa, ma dici che pure tu si chiede i difetti? Chino! Ciao! La stampa di cetriolo qua vicino uno. La stampa di fumatore qua, che chi ci pure nei piedi può fare insalata di brusuno. A parte gli scherzi, si chiede i difetti. Ma i miei sono difetti ammucciati, che ti lo tossite ritornando invece sono aperti a pubblico, non è che... Comunque, voi capite, ma più presto voglio conoscere i genitori. Il signore scalzamento. Ci vuol subentrare. Al più presto li conosci a sti due simpaticoni. Sì. Mesogero e fortunato, a onde si metti, e schedini, olotto, un travaglio, una fortuna con la F maiuscola. E noi ce n'è una sfortuna che è minuscola. Quando mi doveva essere Agostino mi va a picchiare risposta prima se doveva essere travaglio. I primi passi superiamo. Non ci credi io. Sicuramente facciamo l'altro, c'è fatica più bella casoletta e io se non ciao. Senti, ma Ora però viene un momento più difficile. non ci pensare, senti, ma roba di Totogio non è rossa. Normale. Ma tu ce l'ha toccato mai? Ma veramente le baglia mali, una volta sfiorai. Non l'hai toccato mai una gobba. Oh, quando vieni, c'è il guardo tocca a te. E magari tuo padre ce l'ha vista a toccare. Il tuo sempre l'ha detto, qua per un parente immoruto è fortunato. Un problema è che a Caocca tutto dice, a vedere appena vinti però. E dimmi una cosa, e tua suocera sai, si vede che è sciangata. Magari loro poi vedono che è sciaccata. Mamma, ormai amo a tentare di tutto e faccio il milazzo a fare di tutto. Va bene, ti facciamo aiutare te facciamo razzo. Comunque, non ti preoccupare, cazzo. Cerchiamo di risolvere questa situazione. Pronto? Ciao Massimo. Che fai? Vieni, state venendo? Certo che ti aspettiamo. Vieni, ti aspettiamo. Ciao. Mamma, sta venendo Massimo Chimeso. Io che faccio le vacanze? Sì, poi mettiti una giornistica a cui mi caccio io. Signoruzzo, fai che vada tutto per il meglio. Taken by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know again. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Ma quali tu vissuta, papà? Non dormo, sogno. Ma com'è che c'è la fine a sognare senza dormire? Sandino, stanno venendo i compari. Vedete che profumo che Luca mi portava mia Massimo? Sì,
Che tu mi stai dicendo a papà, ma che non mi butto via. Io avevo ragionessi. Sandino, Oh, devi ripetere un'altra volta. Ti raccomando, non fare caso a niente. A chi più capite vidi. Ma oggi siamo superiori, perché questi cristiani sono scarci e sciuiti. che noi ci siamo qua per rincoglionire. Senta, Sandino, non ci fai fare male con basta a tua figlia, perché io ci tiene a queste cose, eh? Tu fai finta che non succede niente, va bene? Oh. Senti, che fate? Mettete chiedo tua barba? Ma senza barba fatta! Sei dopo barba! Non prima! Saccio, tu metti nei capelli! Da scitti, nei vitamini, Cretini, stai guardando, stai guardando tutti! Dai, dai! Dai, calma! Sì, un attimo! nonno, la via. Oh mamma, come la via? Dillo! Scinuta. Ma ci non ci variare, ne va! Dici sotto sciano. Visti? A uno con una coppa, a uno babbo, a uno che si conosce, a quelli che alle mesi che mi sento, un stomaco in subbuglio, a testa china. Questi sono i remorsi di coscienza e tu per quando non ti liberi, non ti passo. Meglio che non parlarne che avere una casa china e difettosa, guarda. Certo, una volta lo dicevi sempre che quando era un parente con una coppa era fortunato. Fra dirlo e averlo di presenza c'è una bella differenza. E poi, non è che c'è soltanto il monuto, c'è magari un babbo, una sciangata, un tremolizzo, un lucchio mango. Certo, però a nostra figlia non ci pensi più. La povera creatura non mangia più, non dorme più. Ci passerà, ci passerà. Che tu che stai... No, non mi passerà, no. Ti passerà. Che tu che stai veramente male che non ci segno io, no tu? Io mu picchio. Tu non tu picchi. No, mu Tu picchio. non tu picchi. Mu picchio. Non tu picchi. Oh, finiscila di gridare! E avremo qua vinci, o io, o it. Ma poi, ma voi
immaginato quanti piccinetti che ha visto? Di sicuro qualche difetto ce l'ha, ma non è che... Ma proprio un cavo a vedere questa famiglia di scassamento. Signore, io sono uno bravo, c'hai tanta fede, tu vuoi bene, ma stai diventando pazzo, stai diventando pazzo, stai diventando. In questo momento no, andate. Ah, non ne sui femmine. Da panna che si stanno comportando. Ah, quando è bello il comporto. Specialmente quando cadono tutte queste disgrazie. Meglio uno senza comporto muore prima le sue orna. Mio marito, tu diceva sempre. Meglio morire con dispiacere che con tante disgrazie. Ma tu che ne dici? Io dico, meglio campare e dispiacere che fottere sindere e dispiacere. Hai ragione. Ma Giuseppe, avresti già da lesione non detto. Oh, ci facesse controllare. Guarda che è una famiglia, morì un do sonno. Però dici una buona morte, morire un do sonno. Quando nascevo chissà so mai a favore del sicuro. Assunta! Assunta! Vedi che banda che c'è la signora Maricchia che te deve portare, deve parlare e c'è un po' di conferenza tua, stai ci trovavo pure. Io stavo aspettando una poco del robo. Ah, va bene, sai che fare, non ti preoccupare. Io ho casino con tuo marito. Penso che la mia compagnia ci fa piacere. Piacere? Io riesci che mi chiede sprugliare quattro cose. Ma adesso come vuol dire che in questo momento è dichiarato che ci fa buono, buona serata. Assunto, ma che c'hai? È vero triste? Qualche problema con la vigna? E non ti preoccupare, tanto la vita ti riserva tante disgrazie e problemi. Comunque, ci stava dicendo a tuo marito, ma da lesione non ho detto, ci facci solo controllare. Di che stu vapori, Massimo, la Permesso. permesso, sì, permesso. Buongiorno. Amore, che gioia! Che bella bocca per lei! Grazie, signore. Mari, è una vicina di casa, le stavo vedova e ogni tanto ne viene a fare un bicchiere di È un compagnia. poco d'allegria, no? Ma si bene le pace, però! Non ti preoccupare, ci sono mie mucchieri e mie pazze di guardia. Dove squilli sul cellulare nessuno su. Non ti preoccupare. Ko vinceva. Papà. Me ne vai io, me ne vai, magari con un più tardi, va bene? Scusassi lei, ci posso chiedere una cortesia? Dica. Ci posso fare una toccadetta? Prego. Veramente con tutte queste disgrazie che capitano. Qua c'è chi senso lo fa. Però ad essere sicuramente una famiglia di fortunati e con tanta salute, vero? Arrivederci, arrivederci. Assurda, quando torna suo signore, fammelo sapere. Ma che toccadetta mi faccio? Sai com'è? Più tocco e più fortuna vi porto. Arrivederci. Stavolta viene mia madre. La prossima volta io faccio la guardia e viene mia moglie. Mari, ma sperimentare qualche cosa, perché sto fidanzamento non ha fare, no? La vigna ti piglio più mamma Sono questi gli attimi che mi fanno riprendere! E ora mi finito, va.
facciamo? Anch'io, dobbiamo essere forti. A Moninna se no diventiamo deboli. Ma come devi più ripicchiata quando vieni al massimo? Ora ammusciti, perché sta tornando tua padre, non capisci da che cosa. No, io voglio. Eh sì, la vita magari io voglio, non ti preoccupare. Non si convince che facciamo un altro sperimentiamo qualche cosa, dai. Sì, non me ne fu. No, Lavinia, per favore, Se potete meritare, mettile. Ma su papà non voglio più faccio, io. Basta che non te ne fui, No, mi inveleno. Ah, basta che non te ne fui. No, ma capisci? Mi inveleno, mi picco 50 kg. 20 ci fai! I mileni, sì, apposta! Ma così a tuo padre ci facciamo vedere bel ragazzo e poi mi dico ora fai una cosa, vai da parte, ti metti una copetta, ti fai tutta settimana, tutta triste, non puoi parlare, ma ci penso io. Vai. Ma che situazione meravigliosa, va? Cerca. Ma tanto lei è geriare, questo fidanzamento ce l'hai fare. Si sta ricambando. Mi vede facciamo mazzo. Oh, Mi feci trasere in una sacrestia. Mi feci a testa tanto. Mi dissi che non c'è un cuore, che non c'è affetto per mia figlia, che non c'è intelligenza, che non c'è amore per il prossimo, più difettosi. Mi feci sentire come un cattivo, più cattivo di tutti i cattivi. oh, buono, non ci pensare. Che fa? Tu c'hai poca intelligenza. Non a questo momento sei stupido, completo. E poi non c'hai rispetto per il prossimo e per i difettosi. Tu a questo momento il tuo prossimo e i difettosi sono trasparenti, ti ne vivi. E poi non c'hai amore per tua figlia. Tua figlia a questo momento fa conto d'amore e tu non la vivi. E poi non è che sei cattivo. Tu in questo momento sei come un cattivo più cattivo di tutti i cattivi. Ma che mi dici queste cose che arrivo io? Sì. Me lo conforto, Camaroni. Non è mia figlia ora, che c'è a parlare. La panna non c'ha fama, non c'ha bene. Chiamala che c'è a parlare. Tu c'ha la fila a camminare, non va bene. Ma io a mia figlia voglio bene. Però se io l'aiuto, anche lei mi deve aiutare, mi deve venire incontro, non è che io... Lavinia, che sente freddo, papà? Non sento niente. Lavinia, ma io ti voglio aiutare. Parla, cerco di sentirti. Tu lo sai che sei la figlia della mia vita. E certo, ma che sta sulla... Io ti voglio venire incontro, ma magari tu mi devi venire incontro. Ora facciamo una cosa. Io ti aiuterò a dimenticare tutta questa situazione. Tu dimentichi, io dimentico, Tommaso dimentica, tutte pare dimentichiamo. Basta che tu lassi. Mai e poi mai! Io Tu non picchi! Tu non picchi! Tu non picchi! Capita che sto facendo male, ciao! Guarda che tu! Apri già picchi! Ma potevano restare piccinini a giocare chi bambole? No! No! Io non vi... Tu non picchi! Ma che fai che non via? Mia panna, la figlia stava dicendo, io non picchio. Papà, Sandino, ma non puoi chiudere l'occhio. Giuro, no! Già ce n'è uno difettoso in sta casa! Ci manca solo che l'occhio magari io! Ma sto cascando malata. Ah, quella malata! Che mi scambio su come le cacche festerie? Ah, quella festaria! Sì, e su Semmelena? Ma chi è che sta dicendo su quella? Sì, e su se ne fui? Mai e poi mai! E tu stai attenta, perché se succede qualche cosa ti riterrò responsabile di tutto. Io responsabilità non ne voglio. Chi tu che sta a sentire responsabile, sì tu. Finché tu stai facendo cascare malata da povera figlia. Mi pare che chi tu che ti stai facendo malazzo fossi è vero. Ma che si naso parti? Certo. Ma ti rendi conto in che razza di famiglia siamo volati?
chiesa. Però, Sacci, Ma io a tia, te hai detto sempre, che i difetti li avremo tutti. e quando me ne vai, unisci, ma mi metti a pizzare la montagna, capisci che oggi non esce bonito, ma stai facendo il Continuiamo a pizzare la montagna, così vediamo su ragione tanticchia. Ma guarda chi c'è carabina, passa a capanna. Sceniamo subito sta cosa dell'avvelenamento, così lo facciamo fare un'altra. Mamma, non mi pare troppo forti, ma se siete pindorici una lezione è ben E se tu detta. fai forte facciamo la finta che non fui. Per finta però, eh? Ora facciamo una cosa bella, aspetta, guarda. Scriviamo una lista. E ci diciamo che tu oggi alle 4 ancora non hai perso l'onore. Superato le 4, esattamente alle 4:10, tu hai perso l'onore. Quindi piglia una firmina con la legge, forza che c'è l'ispirazione. Aspetta. Forza, scrivi. Allora, scrivi. Caro papà, io non volevo arrivare a tanto. Per questo ti lascio il numero del mio cellulare. Se mi telefoni anche alle 4:08, io sarò ancora all'abbata. Alla base. Sì, paga, si dice mamma. Sì, tu correggi l'errore. Caro papà, io non volevo arrivare a tanto, ma sappilo che alle 4:08 io e Massimo saremo sempre più vicini. E dopodiché Massimo mi porterà in vacanza alle Anguille. Antille, mamma. Ma se tu ti inginocchi verso Dio e chiedi perdono, io ritorno a casa bella pulita. Ti voglio bene, tua figlia la vita. Tu faccio vedere io come ti dice sì. Io basta che tu ti mariti bella pulita, consente a tutto, che ti marita uno diffuso, senza una gamma, senza un braccio, senza la testa, non ti preoccupare. Solo che c'è un problema. A momenti sono i 6:30 e se non avessi qui l'orario. Ma non bene, ha una vita cocanuscio, sempre puntuale. Avanti. Ora mamma, faccio una cosa. Telefono subito a Massimo e ci spiego la situazione. Forza, avanti, vadici. La Tucaini non si vuole convincere, lo faccio vedere io. Avanti, ora ci dica a mia figlia che facciamo una prova, che non vorrei che non si capisce buono che ha che essere una cosa bella forte. E poi a suonare. Ma mio marito, Assunta. Sì, tu senti su dalle giornate. No, senti dillo. Sì. Sai, una picciotta di 20 anni, mazzo ai genitori. Sì, aveva un po' tesoro. Sì, mazzao tutte e due. Ma cazzo, ora ricchi e viva e ti si trova come sangue. Meno male che avevo detto morire. A non cassura, ma che arriva questo dei figli? Ma meno male, sì, arrivederci. Oh, bella ma chi sta sempre in camera, va? Mamma, Massimo ha visto e tutto bene, si mi sa ridere. Ma alla fine, ma quando ridi il bambino ridi tutto un po'. Hai ragione. Allora, mi sai una cosa, facciamo una prova. Facciamo una finta che io stai venendo a fare la spesa e tu sei un papà. Io leggo sta liccia e poi da luglio e tu la leggi. Facciamo una prova. Tu sei papà e sta venendo. Io vengo. E che cos'è questa letterina? Mia figlia. Oh, Carina! Ma che combinasti? No! La poetina, no! Sandino, leggi! Non figlia! Mamma, ma si puoi chiedere accise? Ma io allora che ti dici? Quando io era carusa a San Filippo faceva sempre la fatta da tragedia, dai! Mamma, ma se per caso vi siete ritardati? Ma non ritarda, io conosco troppo buono! E sto per caso non già vi sa Ma che credere? non ci credi? Tu passate male di bella pulita, io ti fa fare tutte cose, non ti preoccupare, stai tranquilla, avanti. Quindi preparati una bozza, tu parla di cose intimi. Tu così intimi, che fai chi cose intimi? Il cancino sta già capito. Ah, capito! Forza, avanti. Oh, ti sta mettendo un capo. Meglio che non sono già prova. Che è essere un'attrice perfetta. Allora, Sandino! Oh, nostra figlia! Senti qui! Mettiamo a mangiare, che mangi!
Mamma, ma che prova ancora? Sì, perché pensai io, Castareccio, io faccio cascare in terra, così si sente ancora meglio, è più improvvisato. Sì, mi piace. Va bene, avanti. Mi trovi che l'opera ci mettiste? Sì. Tu cosa sei che sì? Sì. Un cellulare tu mi chiasti? Ah, una telefonata, non stavo facendo un danno. Oh. Mamma, speriamo però che non fa lei. Non fa lei, ma la situazione risolvemo, tranquilla. Oh, questa scenata, do pace, acconsente a tutto. Tu non ti devi preoccupare. Perché il figlio, meglio maritare se tutta parapulita, magari con un difettuoso, che con questo difettuoso roda però, Per caso l'hai già vista a credere, ma... Ma stai tranquilla, dai di tu. Speriamo. Forza, ora... Ma dimmi, sì, mi sei già entrato prima che ho papà te. Ah, mi raccomando, non come ne prendi però, No, mamma, tranquilla, niente. Ciao. Dite, non capisce che l'amore ha mucho di difetto e questa situazione la mappicare di petto, per forza. E poi a sto orario, non mi ha detto che mi andò pulire. Chi è? Maricchia Sogno. Signora Maricchia, sogna nuda, mi stai facendo una doccia e l'acqua capra aperta. Oh, stai attenta con l'acqua cauda. Ti dicevo le cose, e se bruciavo, stavo all'ospedale e magari c'è operazione. Magari, va bene, grazie. Di domani non sa doccia con l'acqua fritta. Ma meno male, speriamo che a me figlia non ci capita una vicina a casa così. Ma non ci può capitare perché a così ce n'è una sola. Ma che fai? E poi ora che non c'è poca. Oh, compare, sì. Grazie, Mari, ma che tutta sta scenata? Siete sicura? Ma sì, sicura. Maretta, che sogno scannata! Oh, ma non vi preoccupate, tutto sotto controllo. Sì, sotto controllo! Ah, sulla linea torna che manca da poco! Ma che stai dicendo, comare? Speriamo. Tutti cose a posto, sì, tranquillo. Speriamo. Ma dico io, o compare, che ci vira tanto sciana sto io. Io sto sciangata! E purtroppo ci vedi. Non è che è solo più quasi, è tutto contorno che è antichittaga, morioso. Comunque, di domani vi prometto che non vedi più niente. Sentissimo, Mari, ma io ci vorresti fare una domanda. Alla vigna ci dà sto con tutti i cosi? Perché io ho mio figlio Massimuccio, ci dotaio 14 paia di mutande. Ehi, 14 pare! E manco tu sei non una fuori per davvero, va! Siccome sono vicini, potessi capitare. Che cosa? Ma noi ci raccomandiamo di non cadere nella tentazione. Oh! E poi mio figlio Massimuccio, lei è espediente? Non è che se mi ha fuiuto mai. E perché ma figlia se non ti aiuto? Ah, ma Io che ne posso sapere? Maruzzi, ma ti vedi perché a momenti sta arrivando mio marito, vogliamo fare sta scena. Prego, dacci la porta. Io devo marito, io devo... Sì. Ciao, Oh, ma certe volte a Australia sta toccata. Ma che faccio? Metti qua c'è mensa. Ma io conosco un po', ma io sta toccata. Speriamo che si convince però. Non mi fare pigliare delle emozioni. Sta bene. Una lettera. No! La Mary! Oh, per le mani di Comerasti! Siamo tutte le Chi sono andava a fare? Di tutti! che vergogna! La vigna che se non la va a fare! Chi sono io? La figlia chi sono andava a fare? Sandino, mamma perché ho pigliato 5 minuti di telefoni, Sandino! Ha tradito la mia fiducia! Pecorino! Pecorina! Pomodoro!
4 minuti. Vedi, siamo un tempo ancora telefonici. No, non mi interessa. Astura, Sandina, Astura, si vicini, ti prego. Non mi interessa. E poi chi è che me lo dice che rientrerà con l'onore? Sta proprio fare il lobby si buttava Sandino. Telefonici, Sandino, un minuto, succhio vicino ancora d'Andura. Non mi interessa. Sandino, Astura tua figlia ha gli occhi pieni di lacrime e sta pensando, papà, perché non mi chiami? Sandino! Massimo, Antoniano, occhi negli occhi ci dici, Coco, coraggio! Sandino, Massimo ci sta rubando la maglietta a tua figlia. Sandino, vieni per la macchina, stanno calando i sedili. Basta! È un lupo. Lavinia, mettiti subito la maglietta, è giusto che subito la macchina, mettiti subito la casa. Tania, si sta ginocchiando, è acconsente, Tania. Sì, lo sta facendo, Fotti, che non mi sente. La vita che capita a casa. Ora primavera ti fai vedere che sei studiato però, Appena dentro, mi devo accettare che non è succeduto niente. Tutti picchiano la vigna, da butta da banna e ciparro. Io mi picchio al massimo, mi butto un caio e ciparro e poi vediamo se le due cose combaciano. Non ti preoccupare, di tua figlia potremo essere sicuri. Potremo stare con gli occhi chiusi. Per favore, che se ti blocchi quei galera. Sandino, signore tutte cose, vedi, dai. Magari io ti prendo tutte cose. Sandino, ma ci pensi ai nipotenti? Quando è che fuori sta? O secondo te a Massimo ha tutte fette imbocciate? Non ci basta che ti ha vista, dammi da una bucciata. Vuol dire una bucciata di la manina. Mamma! 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 Massimo! Vieni qua, che ti devo parlare a 4 occhi. Sì, noi ci rendiamo da tanto, amico. Capanna. Massimo! Ma negli ultimi istanti eravate vicini? Sì, papà. Ma tu devi essere sincero al massimo con me, altrimenti mi chiamate cancello, Sì, papà. Basta che c'è solo sì però, perché noi eravamo la mattina di mangiare. Sì, ma baciaste tu? Sì. Eravate stretti. Quasi.
Vicini? Sì. Sandino, telefonaste in tempo, meno male. E che sono lava capo tu per malattie? Papà, non può capire di quando sogno contenta perché capisci che quando uno rifletti capisci i propri difetti e che tutti pare siamo pieni di difetti. Ecco. Hai ragione, figlia mia. È permesso? Signora Maricchia, oggi non disturba nulla. Comunque vi voleva dire, quando vado a prenotare una coppa, fatemi fare un prementino. Don Polo Cuccioloni, a mia mi fece risparmiare fino a 600.000 lire. Sparte, ma con materiale bonus. Chi starà a dire allora che moremo? Cosa? Che bello essere in pace! Compare, io sogno io moroso, ma non avevo accorgiato che oggi eravate che morite di mia. Compare, io sogno sciangata, ma non mi avevo accorgiato che voi ero più sciangati mia. Compare, Auto mia! io sogno c'è ancora un occhio, ma vedo che voi si dicevano tutte e tre, no, era tutto rosso. Ma tutti questi difetti c'hai! Era meglio che quando nasci io, mamma mi pigliava e mi imitava! No, un padre appena nato, un figlio può essere pieno di difetti, facciano andare tanta serenità, perché donano tanta serenità. Caro compare Santino, quando una cosa capita all'auci famiglia, ah che siamo bravi, critichiamo, giudichiamo, però quando una cosa mi capita all'auci, mi pare male più grandi del mondo. Caro compare Santino, ci volessi dire una cosa, ambaccia all'occhio di Dio, siamo tutti pari stessi. Basta che mi facete diventare più difettoso come sono! Che è vero! Quando uno riflette, comincia a capire tante cose. Assunta, è vero, erano pieni di difetti. Ma tu eri pieno di difetti, io non ne aveva. Alle volte è difficile accettare certe cose. Senza che uno ci fa tanto caso, cade in uno dei più meschini errori. E poi, magari, in mia chiesa, priamo, ne scambiamo lo Signore la pace. E poi, quando ne scemi, come non è successo niente, ne scordiamo tutte cose. Grazie a tutti voi, compare. Grazie a mia figlia. Grazie a tutti che in tempo mi facessero capire che in fondo siamo tutti difettosi. Ci sono chi è belli in vista e ci sono chi è ammucciati. Meglio c'è di fitta mucciati che una vista. Azzurra, piglio spumante e capiamo la procuria. Che bella Maria! Auguri di tutto, specialmente per salute. E mi raccomando, stiamo attenti a tutto, Il bicchiere! Aspettate. Massimo, io ti ringrazio. Sto spumando vidi dall'aria stasera. Anni, me lo vai un ingotto 100 kg, cercavo sempre l'altra pila. Non sapendo quando noi siamo rugnosi,
alla voti siamo magari palusi. A questo gentile pubblico voglio dire, in fondo, abbiamo tutti certi difetti. Ci sono chi ti ha mucciati e chi ti ha vista. Anche essere perfetto in fondo è un difetto. E forse è meglio che la perfezione non esiste. Auguri!